grandissima, hanno di tutto, perfino la pizza. Quanti metri di dislivello oggi? 400 circa, pochi. Esposito o Ripano? Probabile. Ma è un altro. Che bello! Altre postazioni. Sì, è una postazione italiana. Vitelloni. Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Passo San Pellegrino e abbiamo lasciato l'auto presso il lago di San Pellegrino. Oggi faremo un giro ad anello in senso orario che avrà come punto di riferimento Baita Paradiso, ma non la raggiungeremo per il percorso più diretto, bensì per uno più largo che ci permetterà di visitare per prime delle opere della Grande Guerra. Ecco, questo è il primo cartello, il numero è il 604, ma noi non raggiungeremo né Passo Selle né Costabella. Faremo questa mulettiera italiana del Sas del Musk. Quanti metri di dislivello oggi? 400 circa, pochi. Che brezzolina fresca! Meraviglioso con questo caldo di questa stagione. Bellissimo questo sentiero. Sì, molto verde. Sì, sì. Variante ripida con cannoniera. Noi possiamo raggiungerla anche facendo la variante normale, che è più comoda Larga. e più larga, esattamente. Qui c'è qualcosa da vedere, non so cosa sia. Vediamo.
Eh sì, gocciola dappertutto. Deposito o riparo? Probabile. Ah, è un altro. Sì. Ah, ecco, ricoveri per truppe italiane. E queste sono trincee, quello che resta. Siamo arrivati a un bivio. Secondo i cartelli il nostro percorso prosegue dritto da quella parte per la prima linea italiana e noi dopo ci andiamo, ma prima facciamo una cappatina di qua perché qui c'è un bel laghetto e altre postazioni da vedere. Che bello! Bene, torniamo al bivio e procediamo col nostro percorso. Ci sono tutte le postazioni italiane, le trincee. Altre postazioni. Sì, qui ci sono altre postazioni, ma sembrano chiuse perché hanno messo del nastro. Sì. Viviamo? No, perché quello ci fa fare un giro molto largo. No. Noi andiamo a destra e ci raccordiamo, si vede anche un cartello, Ok. con la strada che ci permetterà di arrivare a Baita Paradiso. Ecco la strada.
Sì, in questo punto termina la parte, diciamo così, bellica, anche se ci sono postazioni anche più avanti qui. D'ora in poi è tutta strada, fino al ritorno al parcheggio praticamente. Ok, Andiamo. andiamo. Qui c'è qualcosa, questa è sicuramente una trincea e lì ci sarà una postazione. Andiamo a vedere. Sì, è una postazione italiana. Eccola qua. Finalmente un cartello 604 con scritto Baita Paradiso e Passo di San Pellegrino. E adesso lo seguiamo. Vitelloni. Eccoci qua, Baita Paradiso. Enorme questa. Grandissima, hanno di tutto, perfino la pizza. Passo San Pellegrino dista ormai soltanto una ventina di minuti. È stato un percorso semplice, molto interessante dal punto di vista storico e rilassante. Da Baita Paradiso è tutto, grazie e alla prossima!